io ho portato la mia esperienza di essere umano che sta su questa terra ormai da 85 anni, quindi mi sembra che sia stata recepita, intuita, capita in modo profondo e in certi casi anche molto efficace, perché quello che mi hanno detto alcuni giovani era la ragione per la quale sono venuto. Mi ha sorpreso la capacità che ha comunque di parlare del cinema e della vita con una facilità interscambiabile, quasi che il cinema rappresenti la vita e la vita sia anche talvolta una commedia, un film che però lancia un messaggio. Certo, condividere il palco con un gigante come lui è stato veramente meraviglioso. Ho tanta stima di lui, l'avevo conosciuto già anni fa in un'altra occasione a Torino al Salone del Libro, proprio sono affascinato dalla sua grandezza e dalla sua intelligenza soprattutto. Siamo qui a Tortolì, felicissimi di raccontare la vita di Santo Francesco, Santo Frate Francesco. Racconteremo Francesco però in una chiave giullaresca. Lui forse la più grande star del Medioevo, una superstar paragonabile ai Rolling Stones, ai Maneskin, cioè è stato un evento, un'epopea incredibile, straordinaria. Noi ci limitiamo a suonare, che è una cosa che ci appassiona molto, ci diverte, e poi a scambiare opinioni, riflessioni, e quindi ognuno poi si porterà a casa poco o tanto, come succede in qualsiasi percorso della vita. La diocesi, con il vescovo Antonello, il responsabile della pastorale del turismo Don Pietro e della Caritas Don Giorgio, dopo la consultazione con i rispettivi collaboratori, ha la gioia di assegnare a Don Gino Rigoldi il Premio Nazionale Persona Fraterna 2023. Ma più che uno spettacolo è la voglia di andare a cercare le cose importanti, prioritarie, quelle che davvero contano nella nostra vita. E lo faccio insieme a un mio grandissimo amico, poeta, sacerdote, che è Don Luigi Verdi, con il quale abbiamo fatto anche uno spettacolo televisivo insieme che si chiamava proprio Le poche cose che contano. E quindi una serata di musica, di canzoni, di poesia e di riflessione. Veramente un bel incontro, costruttivo e soprattutto un bel dialogo, perché quando una persona non si chiude a riccio, anzi pensa anche a doverti dare le risposte che magari poi non avresti mai avuto, stasera mi sento soddisfatto e soprattutto ho dialogato con una persona da gabbale. Che spero possa essere stimolante, che possa far sorgere dei dubbi interessanti negli ascoltatori e magari qualche stimolo a qualche considerazione nuova.
Sono stato 3 anni fa con Daniele Cristofori, avevamo proposto lo spettacolo sulle coppie, Litigar danzando, mentre questa sera propongo uno spettacolo ambientato nell'ospedale, Chiedimi se sono di turno. È un'occasione di dialogo molto interessante perché diversi approcci su quello che è un dubbio radicale dell'uomo, perché ci sono e dove vado, possano trovare risposte. È stata un'occasione speciale questa sera per sentire che in fondo, al di là della disciplina in cui ciascuno si occupa, filosofia, teologia o scienze, al di là di questo l'uomo è lo stesso, un uomo che è inquieto e un uomo che non è riposato se non trova delle risposte di senso alle sue domande più profonde. Grazie alla Pastorale del Turismo per questa fantastica occasione. È stato piacevolissimo condividere questo dialogo con Paolo Benanti e con tutta la presenza delle persone qua attentissime e devo dire anche con un clima di cordialità che non sempre si trova. Cordialità che è anche unita alla curiosità, al desiderio di allargare gli orizzonti. Ecco, questo veramente mi ha fatto piacere ed è stato anche per me l'occasione di farlo. La Pastorale del Turismo del 2023 anche quest'anno mi ha regalato tantissime emozioni, momenti bellissimi, personaggi fantastici. Grazie davvero al nostro Vescovo che ogni anno ci dà la possibilità di vivere queste emozioni bellissime. Grazie davvero. Io ho avuto modo di vedere diversi degli appuntamenti organizzati e sono stati tutti molto interessanti. Credo sia molto positiva proprio la varietà delle proposte fatte dalla pastorale. Questa pastorale del 2023 è stata molto interessante per me che l'ho frequentata sia per motivi lavorativi che per motivi personali. Ho trovato molto interessante la nuova possibilità di rincontrarci tutti insieme, di condividere emozioni in una sorta di comunità all'aperto e poi di conoscere personaggi che sembravano inaccessibili, sembravano molto lontani da noi e che invece hanno raccontato di se stessi cose che ci hanno ancora avvicinato di più gli uni agli altri. Veramente bella. Ancora una bellissima occasione, questa del 2023, per dei momenti molto emozionanti, assolutamente avvicina a quella che è anche la nostra comunità sotto tutti i punti di vista. Parlo anche sociale, non necessariamente religioso, che è mista e estremamente varia, raccoglie e avvicina veramente chiunque della comunità, per cui lo trovo assolutamente interessante. Anche questa edizione 2023 della Pastorale del Turismo si è confermata essere occasione di incontro, confronto, cultura, dibattito, dove in diversi modi ogni persona che ha avuto modo di condividere con noi le serate ha donato qualcosa di sé, incarnando un po' anche quello che era il tema di quest'anno, quindi il fascino del dubbio e il desiderio delle certezze. Speriamo allora che anche i prossimi anni si possa confermare questo importante appuntamento per le nostre diocesi.